Ciao ragazzi, oggi a Uomini e Donne c'è stata una puntatona. Angela Nasti ha fatto la sua scelta. Indovinate un po' chi ha scelto tra Luca e Alessio? Ragazzi, è proprio Alessio la sua scelta. Naturalmente non lo ha detto subito. Ha iniziato il suo discorso parlando del loro percorso ricco più di alti che di bassi. Lei dice che non è stata una persona finta e che lo ringrazia perché le ha fatto uscire il suo lato più bello. Qui Angela si commuove e anche il pubblico la incoraggia applaudendo. Poi aggiunge che lui le è stato vicino nei momenti di fragilità, strappandole anche dei sorrisi. Le dice anche che tra di loro c'è una complicità particolare, però lei deve anche riflettere e fare i suoi conti. C'è stato infatti quel però che lei dice che ci ha portato tutti fuori strada, compreso Alessio. Da quel però già la sua faccia è cambiata, ma alla fine Angela ci sorprende e dice ad Alessio: ho voglia di viverti fuori, sei tu la mia scelta. Una cosa che non mi è piaciuta tanto è la reazione di Alessio. Non si è alzato subito ad abbracciarla e baciarla. Maria De Filippi infatti interviene dicendogli che adesso deve rispondere con un sì o con un no. Lui temporeggia e nel suo discorso mette in primo piano i difetti di Angela, dicendole che ne ha più di 1000, ma subito dopo sorride dicendole che sono state proprio i suoi difetti a farlo impazzire. Avete capito? Ci ha tenuti tutti sulle spine. Complimenti ad Angela per la sua scelta. Non vi nascondo che io tifavo proprio per Alessio. Sono strafelice per voi. Non ci resta che augurargli tanta felicità. Siete contenti della scelta di Angela? Chi era il vostro preferito? Luca o Alessio? Commentate e non scordatevi che domani sarà proprio Andrea Zelletta a scegliere. Vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao ragazzi!